Avrebbe esercitato pressioni politiche per ottenere una candidatura alle elezioni regionali dell'ottobre 2012 nella lista del candidato governatore Rosario Crocetta, spingendosi oltre, tanto da indurre la Procura di Agrigento ad iscriverlo nel registro degli indagati per tentativo di estorsione. Protagonista della vicenda è Giuseppe Arnone, ambientalista, ex consigliere comunale, mentre come parti lese sono indicate lo stesso presidente della regione e il senatore del megafono Beppe Lumia. Le minacce, secondo la Procura, sarebbero state fatte con telefonate, sms ed email. Arnone è stato intercettato nell'ambito di un'altra inchiesta per corruzione in atti giudiziari. Prima delle elezioni regionali Arnone ha contatti telefonici con Lumia, pressandolo per fargli ottenere una candidatura e minacciando di fare stampare un manifesto contro di lui e Crocetta. Il progetto non sarà realizzato. A porre vete ad Arnone aveva fatto scrivere l'ambientalista in un'email che avrebbe avuto come destinatario finale Crocetta, comporta ovviamente l'esplodere ad Agrigento e non solo di una polemica violentissima che durerà per tutta la campagna elettorale. Le intercettazioni sono state pubblicate in anteprima sul settimanale Grandangolo, diretto da Franco Castaldo, ma da diversi giorni sono presenti in molti siti siciliani e oggi è arrivata la notizia dell'iscrizione di Giuseppe Arnone nel registro degli indagati, firmata dal procuratore capo Renato Di Natale, dall'aggiunto Ignazio Fonso e dal sostituto Andrea Maggioni, notizia che ha trovato conferma in fonti giudiziarie. Da parte sua Arnone, che ha depositato un corposo e dettagliato esposto contro la procura, smentisce di avere ricevuto alcun avviso di garanzia e rilancia sostenendo di essere vittima di una diffusione illegale delle conversazioni, di cui anche magistrati, prosegue, saranno chiamati a rispondere perché, conclude, le sue telefonate erano di contenuto squisitamente politico.